Le città più green d'Italia? Vince Trento, sul podio Mantova e Bolzano. Treviso è arrivata al settimo posto a livello nazionale con un più 2% rispetto all'anno scorso. Un risultato importante. Treviso è di fatto la città più green del Veneto. La classifica di Legambiente del Sole 24 Ore fotografa le performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia d'Italia, incrociando 18 indicatori. Le aree di misurazione sono 5: qualità dell'aria, consumo e dispersione dell'acqua, mobilità, rifiuti, ambiente urbano. A ritirare il riconoscimento a Mantova, con grande soddisfazione di tutta l'amministrazione comunale, l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Sì, siamo molto contenti di questo è frutto di un grande lavoro dei trevisani e dell'amministrazione Conte. Possiamo ancora migliorare in qualche posizione, considerando che ci sarà un grande investimento sulle fognature, ma questo ci rende molto felici perché abbiamo fatto un balzo ancora avanti per quanto riguarda la differenziata e soprattutto sul risparmio della rete idrica, in quanto ATS ha fatto moltissimi collegamenti all'interno del comune di Treviso. Poi per quanto riguarda la mobilità invece? Beh, la mobilità, diciamo che dai dati che Legambiente e il Sole 24 Ore ci mostra, i trevigiani usano molto il mezzo pubblico e quindi da questo punto abbiamo un riscontro veramente positivo. Possiamo fare ancora di più tenendo conto che Treviso non è proprietaria della propria mobilità, a differenza di altri comuni che sono davanti a noi in questa particolare classifica. Però io evidenzierei anche l'ottimo risultato in termini di performance per il numero di alberi piantumati rispetto agli abitanti. Questo è un dato elevatissimo, Treviso è un dato incredibile, considerando che noi metteremo altri 1700 alberi nei prossimi 2 anni. Quanti alberi sono stati già piantati? Quasi 600 negli ultimi 2 anni e ne aggiungeremo, come detto, altri 1700.